È inutile cercare di nascondersi dietro ad un dito. Siamo fatte così e difficilmente cambieremo. E anche riuscissimo a farcela, a cambiare noi stesse, sarà solo per un attimo. Poi fatalmente ritorneremo ad essere quelle che siamo sempre state. Quelle che le nostre madri ci hanno insegnato ad essere: brave figlie, brave studentesse, brave lavoratrici, ma anche ottime casalinghe, mogli e madri perfette, esemplari devote alla famiglia, per cui sacrificano se stesse al di là di ogni interesse esterno. Studio. Ovvio che ti devi realizzare, serve per lavorare e per consacrare i sacrifici che i tuoi genitori hanno fatto per te, e tu li devi ripagare con il massimo dei voti e il minimo tempo. Lavoro. Sì, va bene, lavora pure, guadagna il giusto, ma non ti appassionare troppo che ti distoglie dalla casa. Ma come? Hai più di 30 anni e ancora non hai un uomo? Ah, vero, studiavi e poi hai dovuto lavorare, certo. Sì, brava, ma adesso sbrigati, che sei avanti con gli anni, che poi passa il tempo e i figli te li scordi. Dimagrisci, che sei grassa, cavolo! Ingrassa un po' che sei tutta ossa. Vestiti carina, truccati ed esci con le amiche. Ah, però occhio, non ti fidare troppo di loro. Loro sono invidiose di te, che sei intelligente, colta e brillante. I figli. 1, al massimo 2, non di più. Non te li puoi permettere, sei da sola, non vedi? Tuo marito non ti può aiutare. Lavora lui. No, assolutamente no. Organizzati è la parola magica. E tu ti organizzi tra tutto: scuola dei figli, lavoro, casa, riprendi i figli, fai i compiti con loro, portali alle feste, alle attività sportive dagli amici e poi torna a casa, prepara la cena. Organizzati! E lui che ti dice? Ma come ti sei ridotta, cavolo! Vai in palestra e sistemati. Quando ti ho conosciuta non eri così trascurata. E allora, parrucchiere, estetista, vestiti curati, palestra. Caspita quanto spendi! Non li troviamo mica per strada i soldi, noi. E tu sei confusa, sballottata, tentata di mandare a quel paese tutti insieme. Ed invece poi pensi: ne manderò uno per volta, sì, uno per volta, sì, ad uno. Così uno prepara la strada agli altri, ad uno, sì, a quel paese, uno ad uno.